Nota critica da parte dell'associazione ambientalista Mariamico rappresentata da Agrigento dal dottor Claudio Lombardo, che interviene innanzi a un problema piuttosto annoso, che da sempre viene in qualche modo rattoppato ma mai definitivamente risolto. Per Mariamico alcune volte il rimedio è peggiore del male. Nei giorni scorsi l'AICA ha provveduto a rivestire la condotta permanente che trasporta le fogne di San Leone al depuratore Sant'Anna. Questo tubo è famoso perché le mareggiate lo sballottano e spesso ne provocano la rottura con lo sversamento delle fogne in mare, e non è la prima volta che ce ne occupiamo all'interno del nostro telegiornale. Oggi il tubo è in queste condizioni, come si vede dalle immagini inviate da Mariamico, completamente scoperto, è orribile da vedere, ma c'è di più. Lungo la spiaggia affiorano tondini di ferro arrugginiti molto pericolosi per la gente. Abbiamo chiesto all'AICA di ricoprire con le pietre questo tubo e eliminare tutti i pericoli in attesa dello spostamento definitivo della condotta sulla strada. Da parte nostra auspichiamo che l'AICA una volta per tutte possa definitivamente sistemare il tubo, che ovviamente a solo vedersi non rappresenta ovviamente un belvedere naturale per la città futura capitale Agrigento 2025.